No, I'm not a writer. Guarda che razza di ventazzo che c'è stanotte. Porco cane. Notte fonda. Praticamente ci sono solo io che giro qua. Nel senso che ho fatto tardi all'amoroso, adesso devo andare vicino al lavoro a dormire. Te capì? Se non ci cade un albero in testa qua. Wow, che vento, ti sposta il camper, cioè, guarda che roba, arriva di quelle ventate che ti spostano il camper. Cioè wow, no wow nel senso, ah che bello mi sposta il camper, no, wow nel senso, così. Martedì 20 febbraio 2018, d.C. Buongiorno Italia! Buongiorno un cazzo! Ciao, cos'è stavolta? Allora, cosa succede? Io oggi lavoro al mare, no? Cioè non proprio al mare, ma diciamo attaccato al mare, no? Nel posto quello attaccato al mare. E gli ho detto, cane pericoloso, ti prometto che dopo il lavoro andiamo a fare le cose pericolose in spiaggia, no? Nell'acqua, a fare, brigare. È solo che i parcheggi erano strapieni, cioè siamo in pieno inverno, porca troia, strapieni. E niente, ho dovuto parcheggiare in tanta muna, davanti alla Guardia di Finanza ovviamente, così lei è al sicuro. E abbiamo le ruote praticamente sul sabbione, perché qua hanno messo il sabbione. Una volta quando parcheggiavo io era terra e erba, vedi? E spero anche che non piova perché c'è qualche gozzerellina. E siamo entrati di muso, non potendo, vedi, girarci a U perché c'era quella macchina lì. A parte potevo girarmi di là e vabbè, ormai troppo tardi. Quindi prevedo per questa sera forti sgommattamenti e speriamo di non pinzarci qualcuno in retro. E voglio andare in ferie, devo andare in ferie, dovrei andare in ferie. Metti un like alle mie ferie. Dai, che cazzo. Mannaggia ragazzo, da quant'è che non faccio video? Da tanto, sì, tanto. Quindi devo riprendere un attimo il mio, appunto, ecco. No, devo fare un piccolo aggiornamento oggi. Allora, a parte fuma, ah no, non fumo più. Allora, guarda, se qualcuno ha un'idea, io vi chiedo, vedi, questo è il microfono che adesso non sta funzionando, mi ero appeso così giusto perché io con un bicchiere di vino mangiando divento ubriaco, no? Quindi effettivamente l'avevo appeso per niente. E vedi, questo microfono ci ho attaccato questa mega mollettona, ma il microfono in realtà è piccolino, no? Guarda, vedi, dietro è piatto. Io avrei bisogno di capire un qualcosa, come attaccarlo tipo alle magliette, come attaccargli una spilla, cioè come fare veramente. So che sembra una sciocchezza, però non riesco a inventarmi qualcosa, quindi ora è il caso che mi metto a inventare dopo che il vinello della pausa pranzo è finito. Comunque non è questo quello che volevo dirti come aggiornamento, bensì, ma guarda adesso devo avere anche la direttrice qua che mi controlla e mi guarda con quella faccia lì sprezzante di superiorità, e dopo io mi imbarazzo, mi sento un po' sotto pressione, capisci, a fare le cose. Lo so. Vabbè, comunque il punto è che tra le mie cose, io adesso appena mi riallineo un attimo coi video, ci tenevo tanto a fare dei micro video fuori puntine, fuori dietro alle quinte, cioè un qualcosa anche fuori dall'orario delle 13, dei micro video anche di 1 minuto certi che spiegano un po' tutte le diavolerie che io ho dentro il camper, no? Questo può essere utile sia ai camperisti ma anche in generale. Allora, che ho preso questo bellissimo caricabatterie con il display che ti indica la carica di ogni singola batteria per le mini stilo e le stilo. Questa sembra una cazzata, ma in realtà in camper è una cosa molto importante. Io, per quanto abbia 2 mega batterie a scarica lenta e per quanto adesso devo montare i pannelli nuovi, ecco, è inutile che mi metto il monitor per vedere dove mi riprendo, dopo non lo considero neanche, ero con la testa tagliata. Vabbè, porta pazienza, è un canale un po' così d'altronde. Comunque dicevo, nonostante le batterie e tutto quanto, sai che in camper, tutti mi dicono, scusa se salta un discorso all'altro, ultimamente full timer e non full timer mi stanno chiedendo sotto questo periodo invernale, ma come fai con le batterie? Io in realtà non dico di avercele sempre piene, però veramente io vado via tranquillo, però vedi, cerco anche di ottimizzare i consumi, il che significa, è vero che vivendo in camper ti sai adattare, cioè non fai tanto lo sprecone, cioè inizi a conoscere, no, i consumi del tuo camper e ti regoli di conseguenza. Però io
se tu noti, o comunque noterai più avanti quando ti presenterò il tutto, ho molte cose ricaricabili, dalle luci alle batterie, il ventilatore, l'aspirapolvere, tantissime cose ricaricabili, il che significa che le posso ricaricare o quando il camper magari è in corsa, o anche con la batteria motore davanti, o quando c'è tanta luce che le batterie sono strapiene. Cosa succede? Quando sono strapiene le batterie si ferma la carica del fotovoltaico, non carica più, giustamente sono piene, e allora lì in quei momenti io metto a caricare la roba. Poi quando non carica alla sera ho tutto a batteria, quindi non uso le batterie del camper alla fine, capisci? Per tutte queste cosine. E poi approfitto, ho anche dei power bank. I power bank sono delle specie di batterie portatili, ne ho uno da 20.000 e uno da 30.000, e ci carichi le GoPro, le macchine fotografiche, il telefonino, tutte quelle cose lì. Quindi capisci, durante i periodi, i momenti di abbondanza ti carichi power bank e batterie, e quando non c'è luce eccetera tu hai comunque già tutto carico, no? Cioè questo è uno dei trucchetti. Quindi quel caricabatterie lì che mi è arrivato, dopodiché mi sono arrivate anche, le ho messe qua giustamente anche le batterie, ne ho preso le mini stilo. Questo perché io ho delle lampade a LED che però non sono ricaricabili, ma siccome sono estremamente comode perché si accendono dandogli un colpetto, allora io ho detto no, le tengo e mi prendo le batterie ricaricabili. Ho preso questa bellissima scatola per la mia macchina fotografica, troppo figa, e dentro ci metto il caricabatterie, le batterie, il pulsantino dello scatto, l'altro coso, come si dice, l'altro obiettivo, perché sennò è tutto che vola nei gavoni, hai capito? Tutto sciolto. E poi questa qui bellissimissima, è fatta anche veramente bene, perché questo magari non so se lo fa vedere la GoPro, questo è tipo in rilievo di 1 millimetro e si apre così, è stupenda. C'è anche questo coso qui che mi appenderò da qualche parte, e dentro ci avevo messo tutte le batterie ricaricabili, ne avevo prese un bel po', ho fatto scorta. Quindi per cui nella bellissima scatola della macchina fotografica ci metto l'obiettivo Minolta, e questo è un 200 mm, quindi ottimo per gli zoom, e questo qui è botta di culo. Alla fine la nuova reflex che devo ancora presentarti è la Sony A58, mi è stata data 280 euro con 2 batterie, caricabatterie ovviamente, l'obiettivo extra da 200 mm della Minolta e un super cavalletto che un giorno ti faccio vedere, che è una strafigata unica. Ecco, poi ci metto il caricabatterie con la batteria extra e il pulsantino di scatto. Questo, per chi non lo conosce, diciamo viene attaccato alla reflex, e anche se è nel cavalletto tu comunque quando premi il pulsante di scatto gli dai una micro vibrazione, e per certi tipi di fotografie invece è indispensabile che la macchina resti completamente ferma, quindi per cui con questo tu vai a dare la pressione qui, quindi non la vai a dare alla fotocamera, capisci? Poi ci metto il suo pennellino che serve per la pulizia. Ho avanzato ancora spazio. Beh, vista l'abbondanza io gli metterei allora anche la batteria del drone e il caricabatterie del drone, quindi è un po' una scatola reflex barra drone.